Don Peppe? Sì, Vi ricordate? ma non tengo a mente. Sono l'amico di Alberto. Ah, mo sì, buonasera. La signora Maria d'Aversa ci saluta sempre. Sì, È carissima, noi la salutiamo. perché quando si prende? Non ho capito. Quando si prende? Chi? Maria Verso. No, E niente. voi avete detto che è carissima. Ma è cara, cioè, nel senso È carissimo, nel senso è una che- brava donna, diciamo, è cara, è brava. Ma che stiamo su Dio parendo che lascia a capire se vi difendete? No, sì. No, Don Peppe, non cominciate a fraintendere. Ma non ci capite, tu dici che Maria Verso è carissima, ma perché non ci capite avreste cercato qualcosa? No, non mi ha Tu cercato. stai fuori cammino, se non tu sei un cattivo, fuori! Zio Beppe. Andaci fuori, ma scusate, non ce la faccio più. Ma voi non dovete Ma fraintendere. non mi interessa, Ma non dovete non mi interessa, fraintendere. non ce la faccio più. Ma io non ci Non ce la capite, faccio più a nessuno. Ma non ci capivo, può pigliare sempre la Pronto? gente brava, Chi chi? siete? Pronto? Buonasera, Don Pasquale, sono Alberto. Buonasera. Buonasera, Mauro l'avete buttato fuori. Ma non E lo so, aspettate, io ma so voi per- mi siete pronto? Zio Beppe, voi dovete stare calmi. Zio Vabbè, Beppe, c'è domanda tua, No, guarda. Peppe. sono due bravi ragazzi. Don Peppe, non vi alterate. Io non mangio più placa. Comunque, Don Peppe, voi permettete che noi diciamo che la signora è davvero brava? Come È dite? brava la signora Maria d'Aversa? Ma perché scusate? È brava di Dite, arte. ma voi mi dice che la sua figlia cara, l'altro dice che è brava, ma voi perché la facete pigliata a signore? Ma voi mi lasciate da impazzire? È brava, è gentile di animo. Scusate, Don Peppe. Don Peppe, Ma calma. non ci capite, ma voi perché la facete pigliata cristiano? Non mi sembra una cosa non va. Ci dite, ma da fare una cosa così, mamma, vedete, mamma! Alla musica potrebbe andare in balanza tutti e due. Zio Beppe, i giovani si stanno comportando bene, siete voi che avete capito male. Cioè, voi stesso avete detto cercate di chiamare in modo che non chiamano quelli che vi, Io vado così vi a dicono voi. le parole. Io vado così a voi. Esatto, E Don allora Peppe. voi siete veramente due bravi giovani allora. Don Peppe, ma chi è questo Vabbè, ma ragazzo? voi vi attirate sempre. Signore, un giovane chiamato Arturo. Alberto. Alberto, di A sbagliato. proposito di Alberto, io vorrei fare una constatazione, Don Peppe. Dite. No, Alberto chiama sempre, vi dice sempre un sacco di cose, quasi come un ruffiano, però non mi ha mandato niente, Don Peppe. No, no, Ma io gliele manderò sicuramente. Sì, vabbè, Sotto- vabbè, però Alberto, tu fai aspettando troppo, un po' di tempo. fai troppa opera di lecchinaggio, Alberto, lecchinaggio, però Alberto. rompe. Sì, vabbè. Ha ragione la signora, fuori.